Ciao a tutti, buonasera, bentornati su Apocalissi in salotto. Questa sera sono qui con Elena Righetto. Ciao Elena, Ciao Anna, ciao a tutti. che conoscete già, è già stata nostra ospite. Fra pochissimo ve la presento, nel frattempo mentre vi accomodate sul vostro divano con tazzina, bicchierino, non vogliamo sapere, faccio partire la nostra sigla per chi segue in differita, ci vediamo fra un minuto. Sono sorella degli antichi re che mi esiliarono. La loro guerra di millenni io turbai. Giù negli abissi mi cacciarono e i mari attraversai. La notte ombrosa è il mio mantello Eccoci qui, ben ritrovati a tutti per questa serata attesissima sui rituali perduti dei Veneti antichi. Elena la conoscete già, è già stata nostra ospite, è una ricercatrice storica indipendente, paleografa, insegna come docente di storia, lettere classiche e storia delle tradizioni popolari venete ed è da molti anni che si occupa di ricerca storica paleoveneta e romana attraverso documenti ed epigrafi. È esperta in ambito storiografico, antropologico ed etnografico delle origini pagane e precristiane delle festività religiose contadine tradizionali, rurali e popolari venete. Ha scritto una trilogia sui Veneti antichi che si compone dei Signori di notte al criminale e la polizia notturna della Serenissima. Gli altri due ce li spieghi, ci ricordi tu i titoli, Elena? Mi pare folklore e magia Allora, popolare di sì, i Venere. Signori di Notte, sì, i Signori di Notte è un altro progetto, comunque sempre inerente alla storia del Veneto. Comunque i tre libri sulla trilogia sono Divinità, Rituali e Magia dell'antico Veneto, il calendario tradizionale veneto pagano e Folklore e magia popolare del Veneto. Questa sera tu ci delizi con le ultime ricerche che hai fatto sui rituali dei paleoveneti, giusto? E in particolare ci parlerai dei rituali Esattamente, dei sì, Veneti stasera vi antichi. darò qualche informazione in più. Io so che dai tuoi libri che i Veneti antichi basavano il loro culto molto Esattamente. sulle acque. Vuoi parlarci un po' dei rituali delle acque in apertura? Certo, e dunque appunto come hai perfettamente introdotto, e anzi ti ringrazio ancora per l'ospitalità nel tuo canale perché è sempre un piacere per me essere qui, anche perché parlare di questi argomenti che sono un bel po' di nicchia non è sempre facile avere anche l'attenzione del pubblico, insomma non è così scontato, pertanto ringrazio te, ringrazio tutti gli ascoltatori. E dunque sì, i rituali dell'acqua in realtà fanno parte di un complesso sistema ritualistico perché dobbiamo sempre ricordarci che i Veneti, i Paleoveneti, dalle misteriose origini erano comunque un popolo di matrice indoeuropea. Pertanto ritroviamo sempre le medesime strutture che ritroviamo presso anche altre popolazioni. Per quanto però i popoli veneti, quindi il popolo veneto, non ci abbia lasciato, ahimè, e dico ahimè, delle fonti scritte che possono essere inequivocabili e sostanzialmente precise sulla ritualistica. Quindi lo dico anche un po', Anna, per introdurre un po' l'argomento anche a chi è neofita e non ha mai avuto contatto con questo tipo di popolazione antica. Pertanto le pochissime fonti che noi abbiamo sono fonti epigrafiche, sono fonti iconografiche sulle situle, che erano queste urne cinerarie sostanzialmente dei Veneti che appartenevano comunque alla cultura dei campi d'urne
e pochissime, veramente pochissime iscrizioni su materiale archeologico ritrovato nelle zone sacre, nelle zone dei santuari. Quindi, e qui lo dico anche per sfatare un mito che purtroppo ho iniziato a vedere che inizia a essere un po' troppo divulgato malamente, di fare i rituali come i veneti o inserire divinità venetiche a cavolo su varie strutture pagane e neopagane, perché chi ve lo dice, chi lo fa, sappiate che è un cialtrone, perché non è possibile farlo in quanto non c'è una fonte o non ci sono fonti inequivocabili. Si può fare in un ambito di rievocazione storica e di rivisitazione storica, sì, in modo abbastanza preciso. Dunque, mi chiedevi dei rituali delle acque. Come ben sappiamo, i Veneti antichi avevano certe tipologie di santuario e di luogo di culto, soprattutto in zone aventi la presenza di acqua, ma non l'acqua normale, quindi l'acqua del fiume che veniva utilizzata per vari eventi rituali, bensì acque che potevano essere di tipologie molto precise. E quindi ritroviamo l'acqua che viene da sotto, nel senso proprio ctoneo del termine, e quindi ritroviamo acque salutifere, acque termali, come nelle zone dei santuari che adesso non sono più ovviamente perché sono zone urbanizzate, come quelle di San Pietro Montagnone, che nella zona di Abano Terme, quindi Aponus Termae, Aponus Apollo, successivamente era proprio la divinità preposta all'acqua termale salutifera, e anche in altre zone di santuari di confine come quello di Lagole, di Calalzo di Cadore, dove appunto ritroviamo la presenza di queste acque termali che già all'epoca erano considerate sacre, perché i nostri antichi, noi già miga bauchi, come si dice in Veneto, avevano già compreso che certe tipologie di acqua avevano dei poteri terapeutici importanti. E legati appunto ai culti delle acque avevamo anche una diversa tipologia di ritualità, perché una ritualità che veniva posta dell'acqua, quindi legata all'acqua termale, attenzione, non era la stessa ritualità che veniva proposta in santuari urbani come quello di Este, anzi come nei 5 che erano di Este, ma in quello principale, il santuario Baratella di Reitia, avevamo tipologie di culto diverso. Quindi è una cosa molto importante capire che i culti alle acque termali erano effettuati solamente in santuari posti a confine, quindi santuari territoriali, diciamo così, in cui appunto si facevano questo tipo di rituali. E come avvenivano questi rituali? E anche qui una liturgia non possiamo averla, perché la liturgia deve essere qualcosa di scritto, inscritto e comunque tramandato anche a livello di fonti. Ok? Quindi noi qui troviamo solamente come dire, delle suggestioni, delle ipotesi che si possono fare in base ai rinvenimenti archeologici. Pertanto noi ci ritroviamo ad avere, faccio un esempio, il ritrovamento archeologico del santuario di Montegrotto Abano, in cui vi erano questi laghetti termali naturali, quindi pensate anche al quanto era suggestivo il ritrovarsi in queste zone con questi laghetti fumanti, con queste grotte che rientravano nei colli, quindi doveva essere un luogo già ritenuto e sentito sacro all'epoca. E come si effettuavano i rituali? Dobbiamo scordarci i Veneti antichi che costruivano templi, perché la monumentalizzazione avverrà successivamente in età romana. Ma i santuari erano molto semplici ed erano sostanzialmente liberi. Pertanto possiamo ritrovare anzi sono stati ritrovati, scusate, degli enormi accumuli, depositi, chiamati così, depositi votivi, di strumenti che venivano utilizzati durante la ritualistica e che volutamente venivano desacralizzati dopo l'uso. Questa era un'usanza proprio venetica molto, molto sentita e molto importante. Quindi un esempio poteva essere una cerimonia guidata forse da sacerdoti maschi, ma anche e soprattutto da sacerdotesse femmine, quindi da donne,
in cui chi chiedeva la guarigione, quindi queste persone che avevano problemi di salute, che andavano appunto a chiedere la grazia, possiamo chiamarla così, alle divinità preposte, e cosa facevano? Offrivano alle acque degli ex voto, molto simili a quelli che poi si ritroveranno anche nell'uso cristiano, queste laminette incise a sbalzo delle parti anatomiche sofferenti, e venivano offerte, quindi gettate nell'acqua. Probabilmente poi si procedeva con che cosa? Con una libagione rituale dell'acqua sacra, dell'acqua termale, attraverso delle ciotoline, sì, delle ciotole piccoline di terracotta, che venivano dopo l'uso appunto desacralizzate, defunzionalizzate, e venivano gettate l'una sopra l'altra, creando questi accumuli enormi di ciotoline, di piccoli recipienti, e venivano poi accesi i grandi fuochi, quindi questi fuochi rituali che in realtà erano fuochi propiziatori ma anche di offertorio. E quindi appunto Ti ho messo la manina perché so che sì, siamo in ritardo e quindi sì, ah, tranquilla, eh, sì, sì. volevo chiederti cosa intendi per desacralizzazione degli oggetti rituali. Desacralizzare vuol dire rompere, quindi venivano rotte Ah, appositamente e gettate lì. Oppure anche i simpula, ad esempio, poi appunto concludo questa parentesi, nei rituali all'Agole di Cadore, anche in altre zone, ma non ad Abano Terme, sono stati ritrovati i simpula, che sono una sorta di mestoli incisi, con cui venivano libati, oppure veniva versata l'acqua sacra sulle persone, e venivano poi defunzionalizzati, quindi veniva proprio rotto il manico e veniva offerto alla divinità. ok, quindi praticamente quell'oggetto rituale si poteva usare solamente per quel rituale, solamente per quella persona. Esatto, Beh, esattamente. immediatamente questa defunzionalizzazione mi fa venire in mente però che accanto alle acque di guarigione i veneti avevano anche dei rituali di combattimento. Non so come ho fatto l'associazione mentale, ma quando li ho visti spaccare tutto, ho pensato subito ai rituali di combattimento. Tra parentesi, volevo chiederti un off topic. Sì? Per caso su Schivanoia hanno fatto degli studi? Perché alla cascata di Schivanoia a Teolo Mm? sui colli, che è una cascatella nascosta in mezzo a ai tornanti, quindi entri dentro, fai un pezzo di strada e poi a orecchio senti una cascatella che in realtà è sotto di te, inizi a scendere, c'è questa cascata con la polla d'acqua. E di fianco c'è una costruzione diroccata, ma non ho idea di quanti anni abbia. Su quello sai se ci sono in programma degli studi, se qualcuno è andato a vedere, chi ci Guarda, porta. avevo letto qualcosa, ma tanto tempo fa, adesso dovrei fare mente locale, che era stato ritrovato, stati ritrovati dei reperti sempre delle tale e bronzo nella zona, ovviamente. Però di specifico non saprei dirti, però mi informo volentieri. Ci andiamo insieme. Per forza, per forza. Andiamo ai combattimenti rituali intanto. Sì, certo. Allora, sempre legato appunto a questo tipo di ritualità, dobbiamo pensare anche che i rituali non erano, difficilmente erano ad personam, quindi erano sempre rituali che venivano svolti durante grandi cerimonie sacre, legate al passaggio delle stagioni, ovviamente, e legate al passaggio delle stagioni, questo è molto importante perché non ci si fa mai caso, soprattutto nei santuari, come vi dicevo, non urbani ma di confine, chiamiamoli, quindi territoriali, sono state ritrovate le classici dischi, il disco di Montebelluna e altri, ma anche delle laminette che andavano a rappresentare incise a sbalzo delle processioni rituali di armati, quindi di giovani in armi, e anche di donne, quindi di sacerdotesse, abbigliate con il tipico abito rituale, che non era ovviamente l'abito civile. Questo che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che accanto a questo tipo di laminette c'erano anche altre laminette che raffiguravano invece bestie e bestiame, e pertanto evidentemente quelle erano zone di confine, ad esempio per andare nell'Alpago, zone limitrofe, quindi nella Valle del Piave, in cui vi erano questi passaggi di transumanza e alpeggio.
Le transumanze alle alpeggi ovviamente avvengono durante i cambi di stagione e questi santuari che venivano utilizzati in questi periodi, solo in questi periodi particolari, dovevano essere protetti da guerrieri e pertanto avvenivano probabilmente queste grandissime processioni di propiziazione guidate anche dagli armati. Ma la vera funzione del combattimento rituale noi lo ritroviamo nelle situle, perché le situle, come vi dicevo anzitempo, sono sostanzialmente il poema epico, detto proprio in termine archeologico, dei Veneti antichi, perché nelle situle, soprattutto alcune tra le più famose, sono rappresentati i pugili che facevano appunto questi rituali di pugilato e durante degli avvenimenti particolari, quindi che fosse un matrimonio o comunque un matrimonio sacro, questo è ancora un'ipotesi, per propiziare la nascita, ma soprattutto il perpetuarsi di una stirpe principesca o regale della zona, della teuta, della tribù, oppure avvenivano durante i funerali. Quindi questi combattimenti rituali ovviamente sono molto importanti perché senza dovrei fare una conferenza solo quello, ma lo faremo più avanti, promesso. Il combattimento rituale è qualcosa di tipicamente indoeuropeo. Ci ricordiamo tutti l'Iliade, ci ricordiamo tutti i poemi omerici e questi grandi combattimenti in onore del defunto, perché il combattimento rituale a cosa serve sostanzialmente? Serve proprio nell'ideologia indoeuropea nel rifondare il cosmos dopo che il caos l'ha distrutto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il caos, che può essere un evento traumatico, può essere la morte di qualcuno di importante, anche se la morte era vissuta in modo molto naturale nell'antichità, poteva essere una guerra, poteva essere una minaccia, poteva essere anche semplicemente qualcosa che andava appunto ristabilito, un raccolto o la stagione stessa, quindi anche la ciclicità dell'anno era un continuo, come dire, sì, un continuo scambio fra ordine e caos, quindi fra il tempo sacro che deve essere pian piano sempre ricostruito uguale a se stesso e non deve avere particolari traumi e cambiamenti. Quindi il combattimento rituale sostanzialmente è questo, cioè io dal caos ricostruisco il cosmos, quindi richiamo, non chiamiamoli gli elementi per favore, ma richiamo i punti cardinali, richiamo gli animali totemici sacri della teuta del popolo, lo ricostruisco quindi il quadrato sacro del cosmo, all'interno del quale i combattenti si sfidano a duello, perché non era un combattimento, capiamoci, per portare alla morte dell'avversario, perché l'avversario non è tale, è un compagno, è un socio, un comites, e quindi questi duelli rituali dovevano sostanzialmente elevare i due combattenti uno di fronte all'altro, spesso erano parenti o fratelli addirittura o compagni d'armi o della stessa società guerriera, aristocratica ovviamente, dovevano elevarsi, ci si eleva durante il confronto del combattimento sacro e l'elevazione ti porta ovviamente di fronte agli dei. Quindi i combattimenti potevano essere non solo quelli del pugilato, delle situle, perché era proprio tipicamente venetico, ma molto probabilmente, date sempre le prove archeologiche, ovviamente, anche con la lancia, la doppia lancia o doppia spada, potevano essere con bastoni o con altre armi, però non atte a offendere, anche se le davano ovviamente, perché il sangue era sacro agli dei, il sangue versato in questi combattimenti, duelli rituali, era un sangue consacrato e pertanto si raggiungeva l'elevazione fin quanto l'altro riconosceva nell'avversario, nel compagno, la sua grandezza e la sua bravura, quindi in qualcosa di molto molto particolare. In realtà quello di cui hai parlato finora mi porta alla mente diverse cose del mondo del vicino Oriente antico, ma casomai ne parleremo in separata sede perché non ti voglio rubare spazio stasera.
E c'è da fare una riflessione perché, sembrerebbe quasi che questi rituali di cui hai parlato finora, i rituali delle acque, i combattimenti sacri, sottintendano una sorta di religione puramente animista da parte dei paleoveneti. Ma da quello che mi dicevi dietro le quinte non è proprio così, perché in realtà è anche possibile che ci fossero proprio dei riti misterici e iniziatici e che quindi ci fosse anche la parte esoterica dell'insegnamento e una linea di Assolutamente. successione. Assolutamente sì, ma infatti l'uno non esclude l'altro. Ripeto, il problema è che appunto non abbiamo fonti certe. Quindi l'ipotesi può essere anche labile. Mi divertono tanti che dicono: ma trovi, metti e prove, ora che ne parliamo. Il discorso è proprio questo, che il fatto che anche le divinità non fossero rappresentate, tranne magari sui dischi di Montebelluna, ma erano più tardi, comunque erano sempre divinità aniconiche, quindi si andava più a concentrarsi sulla fenomenologia della divinità più che sulla sua antropomorfizzazione, che quella arriverà in età romana, in età più tarda. E quindi l'accostamento che spesso si fa fra erano aniconici, non c'erano divinità rappresentate, quindi erano animisti. In realtà, appunto, l'una non esclude l'altra, anche perché probabilmente erano divinità ritratte in, questo lo dicono gli studiosi di Ca' Foscari anche, erano divinità ritratte dove? Su supporti lignei o comunque supporti che col passare dei secoli non ci sono giunti, o anche erano divinità che venivano ritualmente bruciate. E quindi in particolari cerimonie, come dicevo, di passaggio strutturale stagionale, venivano bruciate ritualmente proprio perché dovevano rinascere sempre uguali a se stesse. Questa è un'altra ipotesi che è stata fatta anche dai colleghi studiosi. Comunque, il discorso per quanto riguarda i riti misterici viene ripreso dagli studi di Anna Marinetti, che prende in considerazione che cosa? Le incisioni sugli aclon. Gli aclon erano questi ciotoloni di sasso di fiume, proprio rotondi, che sono delle uova, delle enormi uova, e che erano incise con delle scritture in venetico. Vi prego tutti, non chiamatelo runico, grazie, è venetico, scusa, ogni tanto bisogna ricordare queste cose. Quindi in iscrizioni venetiche che erano però situati dove? Erano situati in luoghi di passaggio, in luoghi di confine, spesso anche di confine funerario, ma alcuni sono stati ritrovati anche gettati dentro i fiumi. Probabilmente col passare dei secoli la loro localizzazione originaria è andata perduta, quindi non possiamo proprio dire dove fossero e fare anche qui avere un'idea precisa. Ma questi Aclon sono l'unica attestazione che c'è rimasta proprio riguardo a presunti culti misterici nel Veneto antico, perché a partire quindi dal V secolo avanti Cristo questi ciotoloni di porfido o di sasso di fiume erano incise con questo formulario di nomi propri. E che cosa potevano servire? Potevano servire probabilmente a segnalare che in quella zona lì o quella sepoltura lì o quel luogo di culto apparteneva a quella famiglia là. E ora vi spiego in che senso, perché cercate di seguirmi, perché se non avete magari specifiche conoscenze di linguistica antica farete un po' fatica, ma spero di spiegarvelo nel miglior modo possibile. Troviamo quindi questi ciotoloni e anche delle a Este, è tutto a Este, l'ho trovato al museo di Este, delle lapidi incise di questa famiglia, gli Andeti o Andetios, e ritroviamo questi reperti che vanno da più generazioni, circa dal V al I secolo avanti Cristo. E questa famiglia aveva un capostipite e il loro simbolo araldico era la classica chiave di Reitia, come si suol dire, che in realtà era probabilmente un simbolo araldico di una famiglia che però aveva un significato misterico di cui abbiamo
parlato anche in precedenza proprio in questo canale. E questa chiave ovviamente aveva simbologie specifiche di apertura, chiusura, e quindi già il simbolo della chiave legato a un araldico di una famiglia precisa è molto molto particolare. E uno di questi ciotoloni, che proviene dal territorio di Patavium, di Padova, porta l'iscrizione Mustai, che deriva, l'interpretazione è abbastanza ovvia, dal greco mystai, quindi vuol dire l'iniziato ai culti misterici, il mistes. Questo iniziato, sappiamo che l'iniziazione avveniva così nella mistica sacra, quindi sì, l'iniziato era introdotto alla sacra conoscenza dai mistagogoi, e la miesis, cioè l'iniziazione, designava colui che era in diretto contatto con il sacro attraverso i culti misterici. E quindi questi culti misterici, che a noi sembrano chissà che cosa, in realtà avevano certo un carattere esoterico, che sappiamo che affondano su radici di iniziazioni arcaiche di stampo sciamanico rituale, che però si diffusero in tutto il mondo antico greco, Medio Oriente ed anche euroasiatico, che con un particolare sviluppo in età ellenistica e in epoca romana, mentre qui ritroviamo il termine mistai utilizzato molto molto prima, quindi partiamo già dal V secolo a.C. E si dice perché non potrebbe essere un nome gentilizio, quindi un nome di una gens, di una famiglia particolare. La cosa curiosa è che questa incisione ha un'iscrizione che è resa anomala da una forma onomastica che è costituita da un solo nome individuale, quindi vuol dire che abbiamo solo un nome di una persona. E questo nome di una persona andrebbe a giustificare la designazione di quel personaggio lì come rappresentante di quella teuta, di quella gens, di quella quella stessa tribù che era iniziata a questi culti misterici. È abbastanza complesso poi anche a livello proprio linguistico, e per quello non voglio tediarvi più di tanto, però ne parlano anche la Capuis, la Marinetti, come dicevo, la Fogolari, la Gambalunga, che è possibile il fatto stesso che la natura di questi oggetti abbia in sé qualche significato. Quindi il significato stesso che un ciotolo con forma di uovo cosmico, quindi ci riporta ovviamente la simbologia della rinascita, ma l'uovo cosmico è anche legato a uno degli animali totemici dei Veneti antichi, e quindi l'oca sacra o il cigno, comunque un volatile di stampo prettamente simbolico e psicopompo. E quindi questo uovo con incisioni, con iscritte i misteri legate a quel tipo di famiglia lì, voleva dire che effettivamente quella famiglia lì, proprio quella e non altre, aveva una particolare funzione mistica. Mistica nel senso che probabilmente quella famiglia aveva aveva la possibilità di svolgere alcune pratiche rituali di un certo tipo. Per farvela breve, è possibile che questi Aklon andassero a indicare con la chiave, che noi chiamiamo di Reitia, ma sappiamo che non è così, indicare una famiglia di iniziati a riti misterici sacerdotali, e questi misteri sacerdotali avessero una funzione particolare, potevano essere, che ne so, butto lì, un'ipotesi, potevano essere i sacerdoti iniziati e preposti ai riti funerari, la butto lì proprio per questo tipo di tematica. E quindi è molto molto probabile, e si stanno facendo altre ricerche, che ci fosse questo tipo di diversificazione fra tipologie di sacerdoti, ma questo l'abbiamo visto anche prima con i combattimenti rituali. Sappiamo che in quel momento in cui i giovani o i guerrieri combattevano ritualmente, in quel momento tu diventi un sacerdote, diventi un guerriero sacerdote. Nel momento stesso in cui tu compi un rituale per accompagnare l'anima del defunto nella barca solare, per quello richiama la chiave
che in realtà è una barca solare, tu lo vai a accompagnare verso il suo viaggio nell'iperborea, quindi nella barca solare guidata dai cigni, allora probabilmente può avere un senso. Direi proprio di sì. E quindi, beh, che la barca solare ce l'avessero anche i veneti come iconografia, me lo ricordo da quando hai parlato del Bucintoro e dello sposalizio del mare. Però ogni volta mi sorprendono i punti di contatto fra Venezia e il vicino Oriente antico che noi penseremmo risalgano ai commerci di epoca certamente più recente, quindi che ne so, ai commerci con Bisanzio oppure alla colonizzazione di Creta e Cipro. E invece le nostre radici turche, tra virgolette, si sentono profondamente nei rituali. O meglio, tu aderisci a quella tesi secondo cui i Veneti sarebbero stati abitanti della Paflagonia, che per chi non lo sapesse non è una parolaccia, è una regione della Turchia, quindi influenzata sicuramente dalle culture del vicino Oriente antico. Eh sì, perché ti sento un po'... Ok, adesso ti sento meglio. Ma assolutamente sì, perché comunque non mi stupisce, comunque che i veneti avessero anche questo tipo di contatto. Io non sposo in toto nessuna teoria sulle origini dei veneti, perché a mio parere erano una popolazione talmente vasta che aveva preso talmente tante influenze da altri popoli, che poi in realtà erano i popoli centrali dell'epoca, che non possiamo dire sì e no. Soprattutto ricordiamoci che si dice che noi siamo i figli di Antenore, che era scappato da Ilio da Troia e dalla Paflagonia appunto, e quindi non stupisce che ci siano questi riferimenti, come non stupisce che ci siano riferimenti anche extra indoeuropei, quindi evidentemente la Venezia è sempre stata, come dicevi tu, un crocevia fra il mare, fra i fiumi, fra la loro posizione geografica, in cui tutto arrivava, ma tutto veniva non filtrato, come dire, letto secondo la tradizione, il mos maiorum dei Veneti, che era estremamente chiuso, ma anche estremamente conservatore. Per quello si sono, tra virgolette, anche salvati tanti usi veneto antichi. Poi vabbè, ne ho parlato nei miei testi, ma questo è un altro discorso. E fra i rituali paleoveneti c'è qualcosa che si riferisce, che ne so, all'astrologia, alla divinazione, all'archeoastronomia, tutte quelle cose succulente che ci piacciono tanto? Sì, guarda, riguardo ai riti astronomici vi do veramente solo qualche accenno perché ci sto ancora lavorando e ci sono veramente tantissimi riferimenti che andrebbero studiati e andrebbe Oh, dato il ma abbiamo tempo tempo, che figurati. meritano. Però ah beh, beh, casomai poi vi tedierò ancora. In realtà, per quanto riguarda l'astronomia, noi possiamo ricordare che il fatto proprio che i Veneti antichi, come tantissime altre popolazioni, ovviamente gestivano la loro ritualistica in base al ciclo dell'anno, quindi al ciclo solare. Ricordiamo che erano un popolo scusatemi, estremamente legato a divinità solari. Reitia, la dea madre dei Veneti, come dico sempre, la grande dea Veneta, era una divinità solare, non lunare. Tutte le altre divinità di cui abbiamo solamente il nome erano divinità quasi del tutto maschili, ma comunque sempre di genere un po' particolare. e, e la loro influenza era su più che altro vari ambiti di influenza appunto divina. Però questi ambiti di influenza divina andavano in realtà a pari passo e a braccetto con i cicli stagionali. Quindi solstizi ed equinozi erano ovviamente i momenti in cui la stagionalità si esprimeva nel suo massimo splendore e, come vi dicevo prima, era importante svolgere queste processioni, queste grandissime feste pubbliche
riguardo proprio legate a questi momenti di passaggio. Quindi probabilmente sentivo insomma anche di recente varie conferenze a cui ho partecipato, in cui si sa, e adesso è venuta fuori anche a livello accademico, proprio l'idea che ci fosse un calendario strutturato di festività, forse simile a quello greco-romano, non lo sappiamo, ma di festività appunto legate alla stagionalità dell'anno, in cui venivano svolte delle processioni, enormi processioni, e per questo passavano da un santuario all'altro, quindi si passava dai santuari cittadini a quelli di confine, fino a raggiungere i piccoli santuari privati o comunque Uh-uh. a rifar rivivere il momento attuale di passaggio. Poi ci sono anche luoghi particolari, abbiamo il Monte Summano, abbiamo il Monte Altare, abbiamo il Monte Calvario, quindi i luoghi di osservazione astronomica erano importantissimi. E vi parlo non solo del Monte Altare che è a Vittorio Veneto. Ahia. Abbiamo qualche problema, mi sa, di linea. Abbiate pazienza. E speriamo che ritorni presto. Nel frattempo, se avete domande, vi ricordo che potete scriverle all'interno dei commenti e poi io le passo ad Elena. È proprio caduto di brutto, eh? Sì, la connessione, sì, la connessione. Adesso la faccio rientrare e la invito ad accendere l'hotspot del telefono. E stasera eravamo un po' in ritardo, ci sentivamo in ritardo dall'inizio. Eccola qui. Eccomi, eccoci, con problemi di connessione. Ci sono, riprendo subito. Parlavo del Monte Antares. Sì, avvicinati un po' al microfono. Sì, ce l'ho qui, quindi dovresti sentirmi. Mi senti? Mi sentite? Malissimo, cioè ti sento bassa. Mi senti bassa? Più di così non riesco. Vabbè, vai avanti, un po' si sente, alzate il volume. Parlo così. Quindi No, quello che no, vi ma si deve stavo... essere proprio staccato. Ah, ok, allora provo a togliere. Toglilo Allora, ci direttamente, comincio? parla forte che va bene. Va bene. Allora, vi stavo spiegando appunto del Monte Antare su Altare, che è a Vittorio Veneto, e lì è stato proprio ritrovato un luogo di culto e soprattutto un centro di osservazione astronomica. Ma la cosa interessante è che era orientato, questo altare, quindi questo luogo appunto importante, era orientato verso la costellazione dello Scorpione. E è molto 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 interessante, infatti ci sono altri studi che sto facendo a proposito e non solo, ma anche vi erano punti di riferimento, quindi altre pietre, lapidi che poi erano evidentemente incise, poi ovviamente si è consumato con il tempo, ma erano anche rivolte verso i punti cardinali. Quindi evidentemente qualcosa di legato all'astronomia sacra c'era. Invece una cosa molto molto interessante che è sempre stata trovata lì, ma anche da un'altra parte, nel Monte Calvario, legata ai luoghi di culto astronomici, abbiamo invece le prove archeologiche di riti divinatori. Perché proprio lì, pensate che cosa meravigliosa, nel Monte Calvario, su una terrazza, proprio è stata costruita una terrazza paleoveneta, quindi con le pietre, all'interno di questo terrazzamento, con una visuale spettacolare, incassato fra le pietre, è stata ritrovata una cassettina, cassetta di pietra, con all'interno delle sortes.
delle sortes di osso. Cosa sono le sortes? Sono sostanzialmente degli strumenti divinatori che venivano lanciati e quindi venendo lanciati la loro funzione era quella appunto oracolare, un po' come si fa con, con l'I Ching o comunque con le rune, ecco, le rune quelle vere, non quelle celtiche. Prima ho letto un commento, mi ha fatto molto ridere. Però queste sortes erano veramente particolari perché si andavano a significare il fatto che i Veneti antichi effettivamente effettuavano questi rituali divinatori. E la cosa buffa è che su queste iscrizioni, su queste ossa, è stato trovato iscritto il verbo ioato, veneto antico. Ioato è un verbo tecnico rituale che vuol dire come il latino iactus, cioè lanciato. Pensate un po' che anche Svetonio nella vita di Tiberio, nel passo 14, 3 mi pare, parla proprio dell'oracolo di Gerione in cui l'imperatore Tiberio va presso l'oracolo di Gerione che era ad Abano Terme e Gerione, che era una sorta di mostro mitologico a 3 teste, interessante, gli dice di lanciare i suoi dadi d'oro nella fonsa Poni per capire, per sapere quale sarebbe stato il suo destino. E infatti effettivamente lo fa. Quindi addirittura pensate un po', un imperatore, colui che poi diverrà imperatore, Tiberio, è voluto andare in un oracolo nella Venezia per sapere il suo destino. Cioè, eravamo veramente importanti anche come centro divinatorio per tutta l'Italia antica. E quindi questa cleromanzia, si chiama così, la ritroviamo quindi nell'Alto Vicentino con queste sortes di osso. Nella zona di Altino, quindi più verso la laguna, quella che poi diverrà, anzi la nonna di Venezia, Altino, che erano invece in metallo, e nel Monte Altare le troviamo in bronzo, quindi in bronzo, sempre in bronzo metallo, e le ossa erano ossa di cervo. Però le ritroviamo scritte non solo in venetico, ma le ritroviamo scritte anche e soprattutto in retico, che era un linguaggio simile al venetico, ma sempre di confine. Quindi questo ha portato anche ad altre ipotesi e supposizioni che anche l'utilizzo in realtà delle rune da parte di popoli nordici si è sviluppato successivamente alla cleromanzia nella Venezia e si pensa che possa esserci stato un contatto fra le popolazioni nordiche, le popolazioni germaniche e quelle eretiche proprio per l'utilizzo divinatorio della scrittura, sostanzialmente di questo tipo di scrittura. E che cosa si usava? Si usava il trissino, cioè le falangi del maiale, oppure come vi dicevo ossa di cervo, che venivano iscritte nella loro lunghezza. Ehm, Poi è stato trovato anche nel Monte Summano, che anche lì era un luogo importantissimo di divinazione, ma anche divinazione legata all'astronomia. E veramente il Monte Summano è anche lì, se facessero fare gli scavi, si troverebbero ancora tante tante cose interessanti, ma non è possibile. È stato trovato, pensate, un boccale con all'interno un astragalo di pecora con ancora delle tracce di incenso. E soprattutto nelle tombe a Este, ma anche ad Altino, abbiamo tombe femminili, non maschili, femminili, con i giochi. Chiamano i giochi erano questi dadi o questi astragali divinatori e tombe effettivamente di donne preposte alle pratiche sacre, magico-sacre, perché il corredo funerario ce lo indica, quindi presenza di bacchette, cinturoni ed altre cose interessanti. Mentre ad Asolo è stato trovato sempre delle sortes scritte in venetico e derivano nell'epoca sostanzialmente quasi pre-romana, quindi abbiamo il primo secolo avanti Cristo, abbiamo invece l'utilizzo venetico della scrittura come sortes divinatoria. E com'è che facevano, come erano iscritte queste sortes? Potevano essere di diverso tipo. Potevamo avere o delle serie numeriche, infatti nei miei libri volevo parlarne di più, ma farò uno studio più avanti, sto preparando anche delle conferenze proprio riguardo la cleromanzia nella Venezia,
perché è qualcosa di molto molto particolare. Queste serie numeriche con un certo tipo di definizione e di numerologia, quindi andiamo a trattare veramente un argomento vastissimo, ed erano iscritte su metallo. E ritroviamo quindi questo tipo di utilizzo non solo quindi della lettera, ma anche del numero e della serie numerica. Sostanzialmente mettevano in ordine, lanciavano, iactavano anzi queste ossa o queste laminette di bronzo e in base a come la sequenza numerica risultava, quindi ovviamente se fronte retro, quindi come risultava e anche ehm, l'ordine con cui esse venivano gettate e apparivano, evidentemente davano luce a un messaggio. E una cosa interessante è anche che queste sortes venivano utilizzate quando? Non così per sapere se il moroso mi molla o se troverò lavoro, venivano utilizzate in momenti di crisi, quindi in momenti di passaggio di crisi evidentemente, come vi dicevo prima, di crisi stagionale, quindi crisi rituale, normale, chiamiamola così, ma anche durante i periodi di minaccia militare. Okay, perché i periodi in cui c'erano i galli che premevano da una parte e questo e quell'altro, allora evidentemente si facevano queste divinazioni in, come vi dicevo, santuari di confine, santuari però legati all'astronomia, santuari rialzati quindi su monti o colli e era legato al passaggio quindi degli eserciti ed era legato anche questa a una ritualistica di tipo militare. Una cosa interessante, sempre riguardo a questo e poi il resto ve lo racconterò magari in un altro momento se verrete a sentirmi qualche conferenza, che ad Auronzo è stato ritrovato un disco che rappresenta probabilmente il rituale stesso di questo sortilegium, quindi di questa cleromanzia, in cui troviamo questo ragazzo, probabilmente un bambino o un ragazzino, che era bendato e mette proprio la mano dentro un contenitore che sembra quasi un sacchettino e attorno a sé ha degli strumenti che sono tipici di chi effettua questo tipo di divinazione. Ovviamente è ancora da studiare questo tipo di ritualistica, però è molto 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 interessante. E infatti ho due domande per te a questo proposito. Chiede Loredana, questi ritrovamenti sono visionabili? Certo, assolutamente. Ragazzi, basta girare nei vari musei. Potete andare a Montebelluna, potete andare a Este, ad Altino. Ad Altino ci sono diverse tombe con questi astragali, con queste sorti divinatorie. Montebelluna, insomma, Este, in tutti i musei principali trovate questo. Attenzione però perché non troverete la didascalia sortes divinatorie con la spiegazione che vi ho fatto. Li vedrete lì all'interno di corredi funerari, voi sapete a cosa servono, troverete la didascalia giochi, ve lo dico. Grazie per la puntualizzazione. Invece Marco chiede se tutti gli antichi veneti potevano divinare o avevano dei sacerdoti preposti alla divinazione. Allora Marco, il discorso è questo, c'era una casta sacerdotale, quindi noi non possiamo dire che tutti avevano il contatto con il divino. Attenzione, perché questa è una visione New Age, neopagana, per favore signori, evitiamolo. Vuol dire che c'erano caste sacerdotali o comunque c'erano persone che erano preposte a questo tipo di divinazione. Non tutti potevano farlo e sai perché? Perché la scrittura era sacra e la scrittura era insegnata all'interno di santuari, era insegnata probabilmente da sacerdotesse
il suo stesso insegnamento era un insegnamento di tipo iniziatico. Fate un giro al Museo di Este a vedere i tabellari o gli abbecedari, come si chiamano, di scrittura venetica, perché era proprio una scrittura iniziatico-magica. Ovviamente avevano anche forme di scrittura più semplificata per il commercio, banalmente. Siamo sempre stati grandi commercianti, di sicuro non parlavamo e non scrivevamo in modo incomprensibile, anzi, però la scrittura sacra era solo per gli iniziati a questo tipo di pratiche. Quindi no, non tutti potevano divinare, c'erano le caste sacerdotali, c'erano le caste guerriere e c'erano le persone comuni. Direi che sei stata esaustiva. In No, effetti volevi farmi una domanda? anticamente Ok. no, non c'è nessun'altra domanda per il momento. Ti stavano ringraziando sia Loredana sia Marco per le tue risposte. Dicevo che in effetti anticamente la Grazie. scrittura era un argomento esoterico, anche perché se guardi le grammatiche antiche più indietro vai e più sono assolutamente complicate, nel senso facciamo fatica noi a capire com'era strutturata una grammatica antica. Per antica parlo del 3 700-800 avanti Cristo, non si capisce niente. Inizi a capire qualcosa forse dal medio latino in avanti, come si costruisce una frase, ma hanno messo tanto tempo i popoli antichi, ragazzi, a creare una grammatica che fosse veramente fruibile da tutti. Per il resto scrivevano 5 buoi, 4 pecore arrivate al tempio, perché quella sostanzialmente la scrittura amministrativa era quella alla portata di tutti. Elena, io ti ringrazio, se avete altre domande fatele pure adesso, altrimenti ci diamo appuntamento. Vedo Elena, tardi quali sono i tuoi prossimi sera. appuntamenti, le tue prossime conferenze, i tuoi prossimi eventi per chi vuole seguirti? Aspetta che non mi ricordo neanche a me. Allora, beh, la prossima settimana siamo ad Arezzo per un festival storico, ma ovviamente non è raggiungibile. Però quest'estate io sarò presente nei vari festival qui in Veneto, sarò alla Tarvisum Celtica. A metà luglio sarò al Celtival a fine agosto e saremo anche in Val Camonica, pensate un po', andremo a parlare proprio di combattimento rituale all'interno della Val Camonica del parco archeologico all'evento Chetodamos a metà giugno e poi avrò anche altri eventi. Uno importante che si sta facendo in questo periodo, stiamo organizzando, è il Patavium, che sarà il 2, 3, 4 di agosto, quindi proprio qua 90, quindi qua vicino, e venite a trovarci perché io sarò con l'associazione Venetia Victrix e ci occuperemo proprio di campo storico, quindi di far rivivere in rievocazione storica i Veneti antichi nella loro compagine militare, ma stiamo ricostruendo, abbiamo ricostruito il santuario, quindi avremo un santuario portatile di tipo militare, aperto ovviamente a chi vorrà visitarlo, vorrà anche fare, insomma, vorrà capire di come si trattava e faremo anche combattimenti rituali, quindi è una cosa molto interessante. Se volete seguire la mia pagina Elena Righetto Autrice trovate tutte le informazioni, pian piano le metterò, insomma. E ve le darete di santa ragione, non vediamo l'ora. Sì, sì. Noi invece Perfetto. ci diamo appuntamento su questo canale al 27 maggio. Non mancate perché è una diretta a cui io tengo molto, verrà il mio collega autore, romanziere esoterico che si chiama Enrico Tassetti e che ha approfondito in particolare la tradizione dei Monti Sibillini e un ipotetico percorso di Maria Maddalena. Quindi non mancate perché ha fatto degli studi veramente belli. A questo punto Elena ti ringrazio, tutti gli appuntamenti di Elena ve li ha detti, ma seguite la sua pagina, si chiama Elena Righetto, trattino autrice, e io vi do appuntamento a fra un mese, ma nel frattempo farò altre cosette, quindi seguite la pagina e rimanete aggiornati. Buona serata a tutti, sigla, arriva il meteorite. Ciao Elena. Grazie di essere stati con noi. Ciao Elena, grazie.